Con quel suo piede lanciarazzi che a furtivo corre negli spazi, e a Diego fa pensare. Qui nasconde il pallone, doppio passo ed è rigore, è tra gli incubi peggiori di difesi allenatori. Dobbiamo dire che la prima canzone sull'Avezzi l'hai fatta Ebbene tu, sì, è vero? ebbene sì. È un brano che è venuto un po' fuori così in maniera molto naturale, dopo le ultime giornate dell'anno scorso, quando il Napoli vinse con la Juventus 3-1, sai, tra un bicchiere di vino e qualche amico a casa si iniziò a scherzare, nacque così un po' per gioco questo brano. Come fa la canzone, ragazzi? Siamo tutti pazzi per l'Avezzi, che quando corre sono a campo di amarti. Tanti napoletani ce l'hanno sul telefonino e la cantano, e questo è un piacere, perché essendo un grande tifoso del Napoli posso essere solo contento di aver fatto qualcosina anch'io in virtù di questa cosa, di questi grandi successi che il Napoli sta inanellando, oddio non tanto in questo periodo, però comunque le grandi soddisfazioni che ci sta dando.